però manca un saluto ufficiale, istituzionale, ma anche amichevole, perché lui ha un bel carattere molto socievole e buono. Quindi vorrei qua vicino a me il sindaco di Budoni, Gianni Niedu. Venga sindaco, non mi faccia aspettare, venga sul palco con me, anche perché le riaccendiamo le telecamere proprio vicine, con lui vicino. Eccolo qua, venga pure, fate un varco al vostro sindaco, un applauso. Adesso partiamo. Bentornati in piazza a Budoni. Si capisce che siamo in questa casa anche perché di fianco a me c'è il primo cittadino di questa comunità. Sono contento di ospitare e di salutare il sindaco Gianni Niedu. Un applauso per il sindaco di Budoni. Ben trovato. Bentornati in piazza, ancora a Budoni, ancora festa grande. San Giovanni Battista, con la complicità di un comitato che lavora e opera per regalare alla comunità la festa importante di Budoni, ma una serata anche fortemente voluta, regalata dall'amministrazione comunale. Abbiamo qui con noi il sindaco, il primo cittadino, Gianni Niedu. Ben trovato, sindaco. Ben arrivati anche a voi della Sardegna 1, della trasmissione Anninora, ben arrivato al pubblico, buonasera a tutti. Un'eccezionale cornice stasera fa da contorno a questa nostra serata. E chiaramente doverosi ringraziamenti al comitato, al presidente e al comitato che si sono tanto impegnati per organizzare questa 5 giorni di festa. Grazie per l'applauso rivolto a loro. Io li ho visti tutta l'estate impegnati. La festa non è soltanto il momento apparente, le serate di clou, ma la festa è veramente un impegno che li ha coinvolti e li ha impegnati per l'intera estate. Però i risultati sono eccezionali, a partire già da ieri abbiamo avuto una splendida serata, stasera ancora meglio. Doverosi ringraziamenti anche a voi di Sardegna 1, della trasmissione Anninora, e a lei Maruggio che sta conducendo la serata in modo eccezionale come al solito. Grazie. Lei mi raccontava della sua forte emozione prima di salire sul palco. Sì, stasera le emozioni ce le avete offerte con vari esempi della cultura, della melodia sarda, i canti a tenore, la voce di Cala Denule, i balli di Olbia di Budoni, la voce di Elena Carta, il coro di Oniferi, tutti esempi eccezionali della nostra melodia e della nostra cultura, tutte eccezionali emozioni. Ma la grande emozione io l'ho provata quando ho visto sul palco Andrea Parodi, la voce della Sardegna, la melodia della Sardegna. Lei ha fortemente voluto questa presenza. Sì, l'ho voluta e ringrazio il comitato che mi ha dato l'opportunità per poter esaudire questo mio desiderio. Io ho avuto un'emozione non solo per sentire la voce di Andrea, è sempre eccezionale, è sempre bellissima, ma soprattutto da Andrea stasera ho avuto un forte apprezzamento. Ho apprezzato non solo l'Andrea cantante, ma l'Andrea uomo. E vederlo nonostante non stia bene, si vede chiaramente, ha voluto dimostrare il suo abbraccio e il suo affetto per la mia comunità e per questo lo ringrazierò tantissimo. Ma ripeto, non solo Andrea cantante, soprattutto Andrea uomo, con quella sofferenza ha fatto una serata stupenda, la sua presenza è stata grandissima, quel sorriso, quella forza d'animo che sono un messaggio per tutti noi. Però da questa piazza sono contento che lui stasera abbia avuto un'iniezione di fiducia, l'ha detto lui stesso, più che una flebol, mi ha fatto bene questa iniezione di fiducia col pubblico di Budoni, che questo sia per lui ancora, gli dia ancora forza, coraggio e speranza. Un grande amore. Grazie al sindaco di Budoni Gianni Niedu. Insieme presentiamo i suoi concittadini, coloro che ovviamente attraverso le danze rappresentano la sua comunità. Ancora una volta Michele li accompagnerà, quindi un applauso per il gruppo folk San Lorenzo di Budoni.
Grazie.